Bentrovati, oggi con padre Salvatore Bucolo abbiamo il piacere di dialogare con Don Luigi Maria Epicoco, un sacerdote della diocesi dell'Aquila, conosciutissimo, molto amato e stimato, ha scritto tantissimi libri, proprio decine che sono stati tradotti in tante lingue. Possiamo citare l'ultimo, si intitola Io sono come guardo, lo sguardo di Cristo sull'amore di coppia, pubblicato proprio nel 2026. La biografia di Don Luigi è veramente vastissima, vi dico solo due cose precise. Tiene una serie di conferenze, di corsi, di esercizi spirituali per laici e religiose, insegna all'Università Lateranense, alla Pontificia Accademia Alfonsiana e alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum. E mi fermo qui perché Don Luigi lo conoscono tutti ed è, come vi dicevo, molto apprezzato. Con lui parleremo di giovani e vita spirituale. Don Luigi, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi di questo invito, sono molto felice di essere con voi. Allora Don Luigi, per iniziare le proponiamo un video che ci ha mandato una ragazza, si chiama Paola, lo vediamo insieme e poi inizieremo il nostro dialogo sui giovani e sulla loro spiritualità. Essere giovani non significa essere in attesa della vita. Non siamo giovani solo per l'età che abbiamo, lo siamo perché i nostri desideri sono ancora più grandi dei nostri ricordi. La fede non è un manuale di istruzioni per non sbagliare, ma è la forza di fare bene le cose ordinarie. Perché Dio non ci chiede di essere qualcun altro, ma di fiorire esattamente dove viviamo. Viviamo il presente, proprio perché è lì che il futuro ci sta già aspettando. Don Luigi, non so se è riuscito ad ascoltare questo video. I nostri desideri, dice questa ragazza, sono più grandi dei nostri ricordi, perché sono giovani e sono giovani anche per questo, no? Perché hanno grandi aspirazioni, grande desiderio, ma la loro vita spirituale forse si basa più sulla ricerca del benessere, dello stare bene, vedono un po' le istituzioni come qualcosa di troppo lontano, di qualcosa che impone loro delle regole? Beh, in realtà noi dobbiamo partire facendo una grande distinzione tra la vita interiore e la vita spirituale, perché la porta che introduce alla vita spirituale è la vita interiore. Quindi se noi non educhiamo i nostri ragazzi innanzitutto a scoprire la propria interiorità la si scopre coltivando le domande di senso, no? Cercando di guardare le cose in maniera più profonda, non superficiale, l'amore per la natura, per l'arte, per la musica, per la letteratura, per l'amicizia, per il gusto delle cose, per la buona cucina. L'interiorità è non accontentarsi di consumare la vita e cominciare a gustarla fino in fondo. Soltanto quando noi siamo capaci di educarci a questa interiorità possiamo varcare la porta che ci introduce poi alla vita spirituale, perché nella vita spirituale non siamo più noi i protagonisti principali, ma è lo Spirito Santo, è un luogo del nostro cuore dove c'è la luce di Dio e dove in realtà c'è la verità anche di noi stessi, cioè quando la luce della vita spirituale è accesa, noi splendiamo, esattamente come una lampada che ha una lampadina al suo interno. Quando è spenta è sempre una lampada, ma quando è accesa quella lampada, ecco, a parte che prende davvero la sua funzione, ma splende anche in tutta la sua bellezza. Ecco, chi coltiva poi la vita spirituale, più che accorgersi di Dio direttamente, vede Dio riflesso perché vede quella persona splendere. Bene, sì, è proprio così. Ho trovato dei dati del rapporto giovani dell'Istituto Toniolo che dice si osserva una tendenza chiamata spiritualità senza religione. Moltissimi giovani credono in un'entità superiore, però non si riferiscono a una religione specifica e questa tendenza è raddoppiata dal 6, siamo al 13% e in 10 anni i cattolici, i giovani che si definiscono cattolici, dal 56% sono passati al 33%. Cosa sta succedendo secondo lei? Beh, innanzitutto noi non dobbiamo impressionarci un po' di questo, perché dovremmo dire che per il discorso che facevamo prima, tutti noi abbiamo quello che si chiama il senso religioso.
Il senso religioso però non è la fede, non è l'esperienza della religione così come noi ce l'abbiamo in mente, è l'apertura a un senso, cioè il fatto che noi cerchiamo qualcosa che ci renda felici, qualcosa che ci realizzi, e questo diciamo è un minimo sindacale che è presente nell'umanità di tutti. Quindi noi non dobbiamo meravigliarci se i nostri giovani hanno questo livello di, diciamo così, di religiosità che si ferma al senso religioso, ma dobbiamo aiutarli ad andare avanti, cioè a scoprire qualcosa di più grande, a scoprire qualcosa di più profondo. Però vorrei ricordare che la fede è un dono, è un'esperienza che il Signore ci dona gratuitamente, non è qualcosa che è frutto di una tecnica. Più che altro noi possiamo proteggere il dono della fede, noi possiamo preparare il dono della fede, ma non possiamo crearlo noi. Quindi forse sarò un po' provocatorio se dico questo, ma finché noi continueremo a pensare al cattolicesimo e al cristianesimo solo e soltanto come una religione, credo che noi in realtà non stiamo facendo un favore al messaggio di Cristo, perché in realtà il cristianesimo è un evento, è un'esperienza, è un incontro che cambia la vita, scriveva Benedetto XVI nella sua prima enciclica. Ecco, molti dei nostri ragazzi hanno respirato tanti valori cristiani, tante informazioni teologiche corrette, ma forse non hanno mai incontrato realmente il Gesù vivo, cioè quella persona che ti cambia davvero la vita. Quindi attenzione, perché forse di religione ne abbiamo data tanta, ma è l'incontro con Cristo quello che cambia la vita di una persona. Padre Salvatore, quindi la fede è un'esperienza. Esattamente, io mi ritrovo e ringrazio Don Luigi perché nei suoi interventi ha fatto questa doppia distinzione, quale da una parte dobbiamo distinguere la vita interiore dalla vita spirituale. Ecco, noi di fatto, a livello anche di cristiani, facciamo coincidere la vita interiore con la vita spirituale, quando invece la vita spirituale è appunto la vita nello Spirito Santo. E l'altra distinzione importantissima che io condivido a piene mani è la distinzione fra la religione e la fede in Cristo. L'aver fatto coincidere la religione con la fede cristiana giustamente ci porta a vivere quelle conseguenze che noi tuttora stiamo vivendo. Quindi il fatto che sperimentiamo in questo tempo una crisi religiosa, cioè il fatto che tanti giovani non si trovano nelle istituzioni, in quelle devozioni, in quelle manifestazioni religiose, ma cercano un di più, a mio giudizio questo diventa un'occasione, una sfida d'oro per annunciare l'incontro con Cristo. E sono pienamente d'accordo che la fede è un dono. Noi, sacerdoti, Chiesa, i cristiani, siamo testimonianza perché questo incontro possa realmente avvenire. Quindi è vero, la fede è un dono con una persona, di un Cristo, di un Dio fatto vero uomo. Don Luigi, eppure i parroci si impegnano tantissimo per cercare di avvicinare i giovani, hanno tante iniziative, ecco, ma cos'è che poi alla fine non funziona? Perché da un lato i giovani sembrano avvicinarsi al mondo, ecco, della Chiesa, ai riti, però poi cosa succede? Perché di fatto questi ragazzi continuano a cercare un senso, una spiritualità che li faccia sentire appagati, un senso di pienezza che spesso dicono di non avere, sono alla ricerca, tanto è vero che spesso associano la preghiera ad altre, come dire, alla meditazione, allo yoga, all'andare, come dire, ad avere contatto con la natura, come qualcosa che li possa far sentire più rilassati, più sereni. Ecco, forse c'è un po' di confusione anche in questo. Beh, qui ci sono due argomenti in realtà che noi dovremmo distinguere anche in questo caso. Il primo è quello di una concezione di Chiesa, diciamo, che è sempre molto pericolosa, quando la Chiesa viene concepita come semplicemente un luogo aggregativo. Se la Chiesa è soltanto un luogo aggregativo, non ci vedo molta differenza tra la Chiesa e una proloco, ecco, se dovessi essere proprio terra e fare questo tipo di distinzione. Sono d'accordo con lei. Ma in realtà la questione fondamentale viene dal fatto che una persona che frequenta un ambiente ecclesiale, il centro dell'ambiente ecclesiale è qualcuno che ti insegna a pregare.
E pregare significa entrare in relazione con una persona, e così come noi impariamo a parlare, ad esprimerci, a guardarci, a toccarci, eccetera, cioè tutto il nostro apparato relazionale viene coinvolto quando entriamo in una relazione di bene con qualcuno. La stessa cosa accade nella vita cristiana. Noi abbiamo parrocchie che sono pienissime di iniziative, ma dove Gesù è un fondale, cioè è il grande pretesto per cui noi stiamo insieme, ma non è più il centro vero della nostra vita. Qualche santo diceva che il fuoco si accende soltanto con il fuoco. Allora, se io in prima persona non ho questo rapporto vivo con Cristo, come posso educare gli altri a questo? Posso tenerli in un luogo sano, fargli fare cose lecite, arricchirli umanamente, ma in fondo la Chiesa ha senso solo se da Cristo. E quindi questo è il grande interrogativo che noi dovremmo avere. E la seconda cosa, mi ricollego a quello che dicevamo prima, perché noi preferiamo una pratica religiosa che punti al benessere? Perché al centro c'è l'io, cioè quando una persona cerca semplicemente qualcosa che lo faccia star bene, significa che è al centro lui e quindi usa tutto, potrebbe usare gli amici per star bene, potrebbe usare la musica per star bene, può usare la religione per star bene, ma lui è al centro. Nella logica dell'amore invece è tutto cambiato, nel senso che una persona incontra l'amore quando incontra qualcosa che è più importante del proprio io, cioè quando una persona si decentra, si toglie dal centro e dà il centro a qualcun altro. Allora, se io cerco Cristo perché Cristo mi fa star bene, io sto amando me, non sto amando Cristo. Ma se io incontro il Gesù vero, quel Gesù vivo, amo Gesù, allora faccio un passo indietro, gli do il centro della scena, cioè sono entrato finalmente nella logica dell'amore. E quando tu entri nella logica dell'amore non cerchi più l'appagamento del benessere. Nell'amore accetti tutto, anche la fatica dell'amore, perché quando ami tu sei capace di sacrifici, quando ami tu sei capace anche di sopportare le cose più difficili. Se c'è una ragazza, se io sono un adolescente, c'è una ragazza che amo e vive dall'altra parte della Sicilia, io prendo il pullman, faccio ore di viaggio per andare a trovarla. È una fatica, ma è l'amore che mi motiva a fare quella fatica. Allora, la stessa cosa accade nella preghiera, nei sacramenti. Non sempre danno soddisfazione, a volte sono come un viaggio in pullman nella bellissima Sicilia, ma se non c'è una motivazione di amore, perché dovrei sottopormi a quella fatica? Quindi la questione fondamentale è l'amore, non le performance, ecco, diciamo così. Lo chiedo a lei, Don Luigi, ma lo chiederò adesso anche a Padre Salvatore. Ecco, parlando con un giovane in questo momento, abbiamo capito bisogna decentrarsi, quindi non partire da sé, ma partire dall'altro, che in questo caso è Cristo. Ecco, ma come si fa? Se un ragazzo vi chiedesse, ma io come faccio ad incontrare Cristo? State dicendo che è una relazione con una persona, con l'amore. Bene, la ragazza, il ragazzo io ce l'ho davanti, concreto, e quindi me ne posso innamorare. Come faccio ad innamorarmi di Cristo? Lo chiedo a lei, Don Luigi, ma lo chiedo anche a Padre Salvatore. Beh, in realtà ogni relazione ha anche i suoi tempi e anche, diciamo così, i gradini, no? Perché ci possa essere una relazione, ci deve essere una comunicazione. Cioè la comunione, quella che poi fa passare l'amore, nasce sempre dalla comunicazione. Che cos'è la comunicazione? Io che parlo, io che ascolto. Allora, la prima cosa che va insegnata a una persona che vuole entrare in una relazione è proprio quello di parlare. Quindi esprimersi, ma soprattutto ascoltare. Come fa un cristiano a mettersi in ascolto di Cristo? Cioè, non lo so, deve chiudere gli occhi e sperare che una voce possa in qualche maniera insinuarsi. No, noi abbiamo la parola di Dio e abbiamo smesso in realtà di frequentare la parola di Dio e di credere che la parola di Dio invece è parola viva ed efficace. Insomma, se tu ami qualcuno lo ascolti. Quando una persona ricomincia ad ascoltare il Vangelo seriamente, quotidianamente, con la semplicità di qualcuno a cui interessa quella parola e quella voce, ecco, io vi posso assicurare che a partire da quell'ascolto cambia la mentalità e il cuore delle persone. Ma è soltanto il primo passo,
Perché così come quando tu conosci una persona, la prima cosa che fai, io ai giovani dico sempre questo: se io entro in una metropolitana e ci sono centinaia di persone, quelle persone per me sono tutte uguali finché ognuno rimane nella propria solitudine. Ma se io guardo negli occhi qualcuno e comincio a dirgli ciao, e quella persona risponde al mio ciao, quella persona non è più uguale a tutte le altre, perché io ci sono entrato in comunicazione, cioè ho cominciato una relazione che passa attraverso la parola. Quindi l'ho tirata fuori dalla massa. Quella persona comincia a diventare speciale per me. E poi magari da parola nasce qualcosa di più profondo e così può nascere una relazione che è ancora più profonda e le relazioni poi diventano più concrete, diventano fisiche, diventano la condivisione di un'esperienza, di una storia. Ecco, tutte queste cose che sto raccontando, noi nella Chiesa le troviamo in che cosa? La parola che è cominciare a comunicare, poi la scoperta della preghiera, i sacramenti e così via. Tutte queste cose che a noi sembrano così lontane dalla realtà, in realtà sono un alfabeto relazionale. Quindi si tratta di aiutare le persone a recuperare questo alfabeto relazionale e ad accompagnarle in questo percorso di comunione, perché man mano che cresce questa relazione aumenta l'amore e quindi la fede non è più quello che mi ha insegnato qualcuno dandomi delle informazioni su Dio, ma è qualcuno che ho incontrato davvero dentro la mia vita. Quindi una relazione partendo dalla parola. Piccolo mio suggerimento a chi in questo momento sta vedendo e ascoltando questa nostra trasmissione: ogni giorno sia Don Luigi Maria Epicoco che Padre Salvatore Bucolo pubblicano sui loro blog personali il commento al Vangelo, quindi sono veramente chiarissimi, ma sono dei commenti veramente molto belli. Padre Salvatore, allora. No, pienamente d'accordo. Io non solo aggiungo, ma utilizzo un termine che un po' Don Luigi ha detto: l'evangelizzazione, cioè il grande compito di evangelizzare. Ed evangelizzazione a volte purtroppo diventa un moralismo, o diventa a volte un indottrinamento, quanto in realtà l'evangelizzazione è quel parlare al cuore dei giovani, quel fatto che la parola entra nel loro cuore e il ragazzo, il giovane, sperimenta che quella parola parla a me, si rivolge a me, dà luce a me, mi dà una novità di vita. Quindi il valore importantissimo dell'evangelizzazione, in cui i ragazzi, i giovani scoprono che in quella parola c'è una novità, perché in fondo Cristo non fa nient'altro che rivelare l'uomo all'uomo. Rivela veramente se stesso, rivela veramente la verità di se stesso e soprattutto rivela, e questo è grandioso, la possibilità di una vita piena. Noi non evangelizziamo un ideale, evangelizziamo una possibilità reale che per grazia di Cristo si concretizza. E quando un giovane sperimenta questo e lo percepisce, ecco allora gradualmente, sono convinto, l'evangelizzazione è chiaramente il primo step. Tante volte quando io mi trovo a fare una catechesi e quella catechesi tocca quel ragazzo, il ragazzo mi dice: Padre Salvo, possiamo un attimo parlare? Posso un attimo confrontare? E lì è il momento in cui quella parola man mano germina e poi l'incontro avviene per grazia. Noi siamo solo strumenti, e questo ne sono pienamente convinto. Noi non facciamo proselitismo, noi non facciamo una sorta di aumentare perché sono bravo a parlare, bravo a evangelizzare. Quante volte io magari nella catechesi dico una cosa che magari in quel momento potrebbe sembrare per me marginale, il Signore si serve di quella parola a parlare di quella persona, io magari quella parola non la ricordavo e quella persona rimane colpita. E per questo la vita spirituale è l'opera dello Spirito Santo che lavora nel cuore dei giovani, e in questo io credo bisogna entrare, uso un termine forse tecnico ma importante, questa dimensione pneumatologica della Chiesa, in cui è lo Spirito Santo che opera nella Chiesa. Lo Spirito Santo che opera nella Chiesa, ma io aggiungerei anche l'importanza di ascoltare i giovani, ed è uno dei motivi per cui quest'anno con Padre Salvatore Bucolo abbiamo deciso e stiamo dedicando un intero ciclo di trasmissioni proprio dedicate ai giovani. Stiamo ascoltando, stiamo dialogando con loro e insomma stiamo procedendo. Lo Spirito Santo sicuramente aleggia anche in questi studi e in questa trasmissione, ne sono certa. Adesso, Don Luigi, noi ci fermiamo per qualche istante, riprendiamo subito dopo.
Eccoci, stiamo dialogando con Don Luigi Maria Epicoco. Il titolo di questa nostra trasmissione è Giovani e vita spirituale. Abbiamo detto fin qui che i ragazzi cercano questa pienezza di vita, ma non sanno come spesso orientarsi, perché confondono un po' la religione con la spiritualità, con i riti, con il distacco. Spesso sentono i sacerdoti o comunque il mondo ecclesiale come qualcosa di estraneo, che è fatto solo di regole rigide. Insomma, c'è forse anche un po' troppo moralismo, cioè percepiscono la vita spirituale come se fosse qualcosa di moralistico, quindi una serie di comportamenti da adottare e che quindi non li soddisfano. C'è però questo desiderio, Padre Salvatore, di pienezza. C'è. Esatto, allora io penso che come sacerdote, per poter soprattutto saper interagire ai giovani, una cosa importantissima che dovrei fare, me lo dico spesso, quello di ricordarmi che anch'io sono stato giovane. A volte ho l'impressione che noi adulti abbiamo quasi totalmente dimenticato, depennato, che quel desiderio di pienezza, quel desiderio, io la chiamo la santa ambizione che avevamo nell'età giovanile, l'abbiamo dimenticato. Quindi il fatto che io faccio memoria di questo desiderio di pienezza mi permette, posso utilizzare un termine se volete moderno, connettermi col cuore dei giovani. Fatto questo, la vita spirituale in fondo significa che, perché tante volte qual è il grande dramma che io allora da giovane sperimentavo? Avevo questo desiderio di pienezza, solo che la realtà mi metteva in crisi, perché quasi quasi sperimentavo che ciò che io desideravo poi nella realtà non si concretizzava. In realtà la vita spirituale significa che è questo incarnarsi per opera dello Spirito Santo che mi consente quel desiderio di pienezza, quel desiderio grande che ho nel cuore, di viverlo nella realtà. Quindi in fondo la vita spirituale diventa, possiamo dire, uno stile di vita in cui sperimento come lo Spirito Santo mi fa vivere quel desiderio che ho dentro di me nella realtà. Se dovessi utilizzare un dogma nostro importante, e il Verbo si fece carne. È ciò che è più di grandioso, ciò che è straordinario, che per opera dello Spirito Santo si fa carne. Quindi in fondo la vita spirituale non è una vita riservata, non è una vita appartata, ma aiutare i giovani a avere il vero gusto della vita nella loro realtà, nella loro concretezza. Don Luigi. Sì, a parte mentre ascoltavo giustamente queste ottime e chiare parole di Padre Salvatore, mi veniva alla mente quello che succede nella vita di una persona quando si sente voluta bene. Quando una persona si sente amata, scopre delle energie che non aveva, diventa creativa, sente una motivazione quando si sveglia la mattina. Insomma, la sua vita cambia perché quell'amore ha il potere di cambiargli la vita. Questo è lo Spirito Santo, cioè non è qualcosa, come devo dire, di astratto e di incomprensibile, ma qualcosa che capiamo esattamente quando entriamo nella dinamica dell'amore. Le persone amate che sentono l'esperienza della fiducia sono capaci dell'impossibile. Non a caso Gesù inizia la sua vita pubblica con quello che noi conosciamo, il battesimo di Giovanni Battista. Le parole che si sentono in quel racconto è: questo è il figlio mio l'amato, in cui ho posto la mia fiducia. Il segreto di Gesù, io lo ripeto spesso, è tutto lì. Gesù può essere davvero il figlio di Dio, può compiere la sua missione di Messia perché ha questo segreto. Il suo segreto è essere amato e sentirsi la fiducia di suo padre addosso. Questa è l'opera dello Spirito e nel battesimo ciascuno di noi entra in questa stessa dinamica, e cioè al di là di quello che accade intorno a noi, non sempre le persone intorno a noi sono capaci di amarci o di valorizzarci o di fidarsi di noi, c'è qualcosa di stabile invece che c'è dentro la nostra vita, ed è l'esperienza della fede. L'amore di Dio è per sempre e non viene meno. Noi possiamo venir meno, noi possiamo lasciargli la mano, ma lui non lascia mai la sua. Non si stacca mai da questa nostra relazione. Questo amore affidabile, ecco, diventa l'inizio di un cambiamento vero e concreto della vita delle persone. Padre Salvo, e poi concludiamo con Don Luigi. Rivolgiamoci adesso ai ragazzi proprio. Una
Cosa ti viene di dire in questo momento, dopo quest'ampio discorso che abbiamo fatto sulla vita spirituale, sulla fede che è un dono? Allora, mi piace dire solo questo, quello di desiderare cose grandi, di fare discernimento sui loro desideri autentici, perché sono pienamente convinto che nel cuore di ciascun giovane c'è un desiderio autentico che il ragazzo deve scoprire, e soprattutto in questo desiderio autentico la vita nello Spirito Santo diventa la modalità gradualmente per concretizzarsi. Ed è vero quanto diceva Don Luigi, e in questo anche i padri della Chiesa, in modo particolare mi piace Sant'Agostino, lo Spirito Santo è l'amore tra il Padre e il Figlio. Il Padre è l'amante, il Figlio è l'amato, lo Spirito Santo è l'amore, ed è quanto uno si sente realmente amato, ma io questo lo sperimento lavorando con le famiglie, quando un ragazzo si sente amato da papà e mamma, lì poi c'è uno sprint in più per donarsi e per fare la sua scelta di vita. Io aggiungo posso dire di sognare e di volare in alto, ma Don Luigi, a lei l'ultima parola. Beh, io direi, ragazzi, non abbiate paura di Gesù. È tutto un valore aggiunto dentro la nostra vita. Non abbiate paura di lasciarvi amare da Gesù concretamente. Il giorno del vostro battesimo avete ricevuto una Ferrari. Non lasciatela in garage. Questa è la vita spirituale. È una Ferrari che va usata fino in fondo e la vita davvero diventa un capolavoro, è centuplicata, è qualcosa che vi farà traboccare di gioia, perché il sintomo più bello della vita spirituale è un immenso senso di gratitudine, cioè sentire il cuore che scoppia. Beh, chi di noi non vorrebbe sentire un cuore così? Sappiate che Gesù fa questo a chi si lascia amare da Lui. E allora l'augurio è che che i ragazzi che ci stanno ascoltando, che ascolteranno questa trasmissione, possano veramente entrare in relazione, possano scoprire questo grande amore, questa grande ricchezza che è la parola di Dio. Abbiamo compreso come sia importante partire da lì, e poi tutto verrà di seguito. Grazie Don Luigi Maria Picoco per essere stato qui con noi, grazie anche a Padre Salvatore Bucolo e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima!